Buonasera a tutti ragazzi, quindi confermiamo che da oggi ragazzi mi dispiace ma non faccio più live, quindi come avevo già pensato in questi giorni eviterò di fare live, quindi farò solo video normali, quindi purtroppo ho cercato di mantenere il gruppo unito, però purtroppo gelosie, bisticci, account falsi, tutto questo caos a me sinceramente non piace, quindi qui già abbiamo un sacco di problemi, poi crearne altri, ambizione diciamo non delle migliori, quindi eviterò di fare live per sempre, quindi l'ho deciso, già lo stavo pensando perché gelosie, bisticci, nessuno va d'accordo con un altro, uno bisticcia con l'altro, uno così, uno puzza, uno così, uno così e sinceramente non va bene. Quindi io ho cercato di tenere tutto il gruppo unito, però non ci sono riuscito, quindi ho cercato, ma non io personalmente non ci sono riuscito, quindi l'unica alternativa, ragazzi, è togliere per sempre le live, quindi farò solo video in forma normale, quindi caricherò solo dei video, quindi toglierò tutti i moderatori, quindi non vi offendete perché le cose si mettono sempre male. Ciao Simone. Simo, purtroppo tutte le sere la stessa storia, quello bisticcia con quello, quello è così, quello così, cioè a finale escono account falsi dopo falsi, quindi è sempre un enigma capire chi è. Purtroppo abbiamo tanti problemi. No, France, io come te abbiamo tanti problemi, non posso perdere pure il cervello a fare queste cose qua, le gelosie, queste cose, questo così, quello così, questo c'ha la chiave, questo non c'ha la chiave, quindi sinceramente non posso il cellulare che mi squilla su WhatsApp, il cellulare che mi squilla che io voglio essere sbloccato, quindi non posso vivere, diciamo, nel mondo di YouTube proprio, quindi anche io ho i problemi come te, Fra, quindi non sto lavorando, no? E non mi posso mettere pure a mettere questo. Allora, io avevo, già ci sono, poi mettersi pure a discutere, io ho la chiave, io non ho la chiave, quello c'ha la chiave. Ieri sera addirittura è uscito Mark in chat, quindi qualcuno ha sbloccato Mark, io non so chi, però su un video che mi ho visto la scritta di Mark, quindi non so come abbia fatto a scrivere, allora io non posso uscire pazzo, questo voglio entrare, mi mandi messaggi così, così, cioè una confusione totale proprio. Sì, sì, Francesco, però nonostante le tarantelle su YouTube mi arrivano sul cellulare poi, quindi io sinceramente non mi, io ho pure i problemi miei qua che non lavoriamo, figurati se mi posso mettere a pensare YouTube qui e là, allora evito proprio, quindi evito tarantelle, poi dobbiamo sapere questa è la signora, questa non è la signora, questo è Marco, questa è la signora, quindi non mi posso mettere. Non lo so, Franci, io so solo che è uscito Mark for Venange, quindi era lui. Io non lo so, non voglio accusare nessuno, io quindi faccio piazza pulita, Francesco. Io mi dispiace per te, che sei sempre un amico mio, quindi io ti terrò a te, te lo dico in partenza, però faccio piazza pulita, quindi come faccio a volte, mi è capitato questo, non è la prima volta che faccio piazza pulita. Già è capitato due o tre volte dal 2007 in poi, quindi è l'ennesima pulizia che va fatta, Francesco. Purtroppo quando non riesci a mettere un gruppo bello insieme, Francesco, l'unica soluzione è toglierli tutti, quindi questa è l'unica soluzione che io riesco a trovare perché ci sono troppe gelosie, questo c'ha la chiave, questo può commentare, questo mi ha scritto una parola così, quello si offendono facilmente per qualche parola, questo è così, quello è così, non mi piace, no. Io sinceramente già ci abbiamo i fatti nostri in testa, poi quell'ora che voglio stare di sera a perdere, a pariare, come diciamo noi, mi devo intossicare, non esiste proprio, quindi già i problemi della vita quotidiana sono troppi. Poi pure questo, sinceramente, no. Poi YouTube, parliamoci chiaro, non è che io ci guadagno chissà che. Qua dice, vabbè, Giuseppe, tu guadagni, vabbè, ecco, io guadagno pure senza fare le dirette, quel pochino.
più facendo i video normali che non facendo la diretta. Era solo una cosa per stare tra di noi perché io guadagno con i video normali. Non mi serve la diretta per prendere 70, 80, 50 euro, 100 euro al mese. Quindi non mi serviva perché, ripeto, YouTube io non guadagno chissà che, quindi sappiatelo. Cioè non si guadagna come credete, io non sono uno famoso. Quindi nonostante abbia un sacco di persone, ma non è che ho tutte queste visualizzazioni io. Quindi se un'oretta mi devo perdere la sera, mi devo bisticciare con uno, giustificare con un altro e giustificare con un altro, cioè, ma non è possibile, no? Allora sinceramente io faccio tavola rasa, come diciamo noi, e buonanotte. Quindi lo avevo detto e lo faccio perché io sono testardo proprio di natura, quindi l'ho fatto già 2 volte su YouTube, quindi volevo cercare di fare un gruppo, però ho capito che su YouTube non si può fare, quindi ci sta sempre qualcuno che ha da dire. Sì, sì, ma quello era un po' di tempo per parià, Francesco. Però ho capito che il gruppo non va, Francesco, ci sta sempre quei 3, 4, 5 soggetti che tendono a disturbare tutto. Quindi io non posso dire è stato questo, è stato non mi piace fare così, quindi io giustamente vanno per sotto anche chi non c'ha colpa, io ripeto, non do la colpa a tutti, ragazzi, partiamo da questo, però purtroppo no, Anto, guarda, io sinceramente non ti preoccupare, io vado avanti come sempre, quindi ho promesso che siccome io ho gli abbonamenti, faccio le dirette live solo per gli abbonati, quindi l'ho fatto proprio per disperazione, quindi già si stanno facendo l'abbonamento mensile delle persone, quindi man mano che cominceranno ad abbonarsi al canale farò le live solo per gli abbonati, quindi quelle live mie verranno fatte solo per le persone che pagano per stare sul canale, quindi farò proprio una selezione, così non entra il solito guastafeste, quindi entra una persona che paga e che quindi sono sicuro che non verrà lì a rompermi, anche perché se viene comunque anche se paga io lo blocco lo stesso, quindi non gli conviene pagare e andare via, quindi non cambia nulla, quindi nonostante mi paga il mese. Sì, Anto, è sempre un nascondi nascondi, allora visto e considerato che lo devo fare gratis, no, Anto? Allora a sto punto qua io faccio la cosa degli abbonamenti. Chi vuole fare la live la sera, la mattina e pomeriggio quando io la faccio in effetti, io la farò solo per gli abbonati. E perlomeno permetti, se devo pigliare, mi devo sciumunire, come dico io in napoletano, mi devo rincoglionire, devo bisticciare, devo fare, quello mi chiama e sbloccami e bloccami. Poi i moderatori, qualcuno ha sbloccato qualcun altro, quindi no. Sinceramente non ci sto proprio perché io non so come è riuscito questo commento di Mark ieri. Perché qualcuno, qualche moderatore l'ha sbloccato. Quindi non può. Allora, giustamente inizialmente diremo tutti quanti Cristina, però può darsi pure che non sia stata Cristina, sia stato un altro. Quindi io non posso mo dire è stata lei. Quindi vedi, io mi trovo in situazioni che sono imbarazzanti. Cioè, ci stanno 5 moderatori, ci stanno. Allora, mo giustamente tutti quanti diremmo è stata lei, ma quindi è un casino, ragazzi. Quindi io non posso, vedete, è una cosa proprio assurda per me. Quindi io non posso pensare è stato quello, perché ieri la signora, questa che si è presentata lì, ha detto 3 parole. Ha detto ciucciù, e questa è una parola di avvocatella. Quindi si è presentata con una frase tipica di avvocatella. Poi ha detto la maschera di Anonymous e di Mark, e lo sappiamo tutti, ragazzi. E poi ha detto nocera inferiore, che sarebbe la signora. Quindi questa persona era uno sicuramente che stava sul gruppo nostro che è stato cancellato, non lo so, ma comunque sapeva troppe cose. Ciucciù e avvocatella. La maschera di Anonymous la tiene Marco e il nocera inferiore è dove è nata la signora, quella lì che io sto ancora in causa sul tribunale. Quindi, come vedete, questa persona ha fatto 3 cose di comportamenti di 3 persone diverse. Quindi io non voglio dire che era Mark, che era la signora, oppure che era avvocatella, semmai uno che ha usato 3 tipi di cose per fare
confondere le persone, cioè, ma io mi posso mettere a fare questo, ragazzi, la sera, cioè a vedere chi è il misterioso Mister X, la signora, e quindi buonanotte, sono terminate, e va buono. Ma prima, ragazzi, era un macello proprio su YouTube, e vi ricordate, Francesco si ricorda, quindi tutti si ricordano, era un macello, quindi io non voglio ritornare un'altra volta perché mo blocchi uno, blocchi un altro. Devo fare cerca l'intruso? No, sinceramente no, io voglio stare tranquillo. Quindi, giustamente, poi la cosa principale, no? Se io ho sbloccato Cristina, ma tutti quanti diranno, allora è stata Cristina. Però Cristina sta bisticciata con lui, quindi non avrebbe senso neanche. Quindi è sempre un problema, ragazzi. Non potete dire è stata lei, perché lei, sinceramente, da come negli ultimi tempi, ancora prima che io la sbloccassi, lei ha chiuso con l'ex fidanzato, quindi non do la colpa nemmeno a lei. Quindi qualcuno l'avrà fatto perché così io dassi la colpa a Cristina. Quindi è un casino, ragazzi. Io non lo so che ci sta sotto, non lo voglio sapere, non mi interessa, però sinceramente, se devo io tutte le sere ero preciso, comunque sempre a fare la diretta, anche se stavo facendo il servizio, trovavo il tempo sempre di venire a fare la famosa live. A volte ci stavano delle persone, a volte no. Però sinceramente io ripeto, non lo facevo per una cosa di guadagno, lo facevo per stare insieme perché ripeto, i video, quelli che mi fanno guadagnare quel pochino che si riesce, perché adesso sono cambiate le regole su YouTube, era solo per perdere la serata tra di noi, per pariare che te mangiati, che hai fatto, che non hai fatto, cose diciamo scemerie come le chiamo io, quindi era solo per perdere un po' di tempo, però visto e considerato che io ogni sera devo fare una tarantella con qualcuno, qualcuno così e quello così, come diciamo noi, uno puzza, una fede, e no ragazzi, non si può fare. Quindi voglio evitare le live, almeno per il momento, quindi mo ho visto che stanno facendo gli abbonamenti qualcuno, quindi poi quando sarà più in là farò solo live per gli abbonati, cioè quando faccio la live, quella live non potrà entrare nessuno che non abbia fatto l'abbonamento, quindi non credo che uno paghi e poi lo cacci fuori, quindi non gli conviene, quindi a meno che non ha soldi da buttare, allora è un altro discorso, quindi poi so l'abbonamento, allora io farò di nuovo le live, ma solo per chi si è fatto l'abbonamento, che poi io l'ho fatto, tre ne ho fatte che l'ha fatto YouTube, a finale non l'ho fatto neanche io, a finale sono di 4,99 il più piccolino, quindi io non dico di fare di quello più grande, ma quello lì più piccolino, però lo sfizio è che se sbagliano perdono la 5 euro e se ne vanno a casa lo stesso e non possono reclamare perché se violano le norme sono sempre che non si deve insultare, quindi automaticamente possono perdere subito la 5 euro, quindi perlomeno perdono qualche cosa pure loro, non è che posso perdere la testa solo io. Quindi tutte le sere, questo così, quello c'ha la chiave, quello perché quello non mi saluta, quello non saluta solo a Francesco, quello saluta solo a Vocatella, quello saluta solo a... cioè cose proprio banali, no, ragazzi, ah. Cioè è diventata una barzelletta, sinceramente detto napoletanamente, quindi dire quello saluta a me, quello saluta a me, quello non saluta, questo non ha educazione, questo saluta solo a Francesco, questo saluta solo a Giuseppe. Sì, 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 allora, Antonio, il discorso è quello, io evito proprio di fare le live proprio per evitare problemi perché sinceramente tanto è diventato un po' pesante, poi uno, l'ho detto, io lo facevo per pariare, come diciamo noi napoletani, ma però visto e considerato che io mi devo uscire pazzo, sinceramente non mi vale la pena, quindi sinceramente preferisco fare video normali, faccio più visualizzazioni e non cambia nulla, e perlomeno non faccio tarantella, quindi parliamo. Allora, ragazzi, il discorso è sempre lo stesso, no? Allora, vi posso contare sulle mani, no? Allora, la live la facciamo io, babbo, io, Antonio, Francesco, Avvocatella, Incoronata, Grazia, Grazia la siciliana
e altri 3-4, diciamo, 10 persone fisse, no ragazzi, mo dico io, siamo solo 10 persone, io faccio una live per stare insieme a 10 persone, facciamo 15, che poi se ne aggiungono gli altri che noi chiamiamo i famosi spioni. Quindi io faccio una... Sì, sì, Eufrasia, cioè io non... Eufrasia pure ci stava, quindi io non riesco a gestire 15 persone. Cioè io tutte le sere faccio una live per 15 persone. E io sinceramente, ragazzi, con 15 visualizzazioni, io non piglio manco un millesimo. Tanto per essere proprio precisi. Diciamo che per guadagnare qualcosa, un 10 centesimi, una cosa così, dovrei fare 1000 visualizzazioni. Quindi questo è per farvi capire più o meno il guadagno di YouTube, Quindi diciamo per guadagnare su YouTube devi fare tranquillamente per prendere, ti faccio un esempio banale, ragazzi, almeno 1000 euro al mese dovresti fare 3 milioni di visualizzazioni al mese. Quindi sono tantissime, ragazzi. Quindi qua si parla che io la sera faccio 15 visualizzazioni. Arrivare a 3 milioni di visualizzazioni, ragazzi, vedete quanti anni ci vogliono. Quindi vale la pena? Non vale la pena, no? Perché se contiamo 15 persone sono 15 visualizzazioni. Per guadagnare 1000 euro al mese su YouTube devi farne 3 milioni di visualizzazioni. Significa che io faccio mediamente 10 video al giorno. Ogni video mio dovrebbe fare mediamente 10.000-20.000 visualizzazioni. E non le faccio, ragazzi, quindi stiamo proprio lontanissimi. Inoltre mi devo subire anche le accuse, qualcuno si offende, qualcuno così. Per che cosa, ragazzi? Per nulla. Ma non scherziamo proprio, quindi voglio proprio evitare sta cosa, perlomeno mi evito perché poi mi devo spiegare con uno, mi devo spiegare con un altro, e perché a quello hai messo la chiave, e perché quello è moderatore, e perché quella cosa. Io ho spiegato che il moderatore serve a moderare le persone che entrano sui canali, quindi serve per un linguaggio più pulito. Poi YouTube mi ha fatto anche un ammonimento a me perché mi dice che i moderatori, come è capitato ultimamente, hanno dato fastidio. Quindi mi dice questi sarebbero i famosi moderatori che devono moderare il canale. Quindi che posso fare io? Io sono stato richiamato. Quindi questo è il primo che ho io come ammonimento da YouTube per una colpa che non è mia poi. La colpa mia è che io ho messo moderatori che fanno così. Quindi io non posso prendere altre due, anche perché butterei dal 2007 fino a mo', ragazzi, e sono tanti anni, sono 13 anni. Oh, ciao, grazie. Sì, sì, da oggi in poi non farò mai più le live, quindi ho deciso, tolgo tutti i moderatori, tolgo tutto perché non si può andare avanti, tarantelle, messaggi sui cellulari, sbloccami, bloccami, io così, io così, sinceramente non ce la faccio. Ci sono tanti problemi che noi dobbiamo affrontare giornalmente qui, senza lavoro, corri qua, mia mamma che non sta bene ultimamente. Poi questi bisticciano su YouTube la sera, no, no, sinceramente non riesco a reggere. Quindi quello... Allora, ieri sera, grazie, tu hai fatto lo screenshot. Come è uscito sullo screenshot? Mark for Vanenge. Quindi io non so come è riuscito questo ad entrare. Quindi qualcuno l'ha sbloccato, perché sennò io non riesco a farmi una ragione. Io ho contattato YouTube per sapere perché questo stava in chat. Cioè, ancora non si è capito come mai stava il suo commento, quindi lo screenshot che hai fatto tu. Cioè, in effetti lui sul mio canale non deve comparire, cioè in nessun modo. Quando io blocco una persona, sì, sì, non lo vedevamo, però non deve proprio uscire, questo è il discorso, capisci? Cioè che non deve proprio comparire anche se noi non lo vediamo. Cioè lui non ha accesso al mio canale, quindi non può scrivere, quindi è come se il mio canale lui non lo vede, capisci? Lui quando va su YouTube non è che lui può scrivere sul mio canale e noi non lo vediamo, no, perché
se io blocco una persona, quella persona quando scriverà Giuseppe Melchiorre su YouTube non mi trova. Quindi non può accedere a nessun modo al mio, la mia diretta, al mio, e non può scrivere in nessun modo. YouTube ha detto che qualcuno l'ha sbloccato, quindi YouTube dice qualcuno l'ha sbloccato. E io non voglio dire è stato Cristina a nessuno, non voglio dire è stato quello, perché potrebbe essere stato pure un altro. Quindi non mi posso mettere a impazzire più di tanto. Quindi in effetti YouTube mi dice qualche moderatore lo può fare. Quindi non dipende da YouTube, perché se uno scrive sul tuo canale non è bloccato. Allora, un moderatore può andare, ciao Eufrasia, può andare sui commenti vecchi di Marco, automaticamente sui tre puntini ci clicca sopra e lo aggiunge di nuovo, quindi lo può fare un moderatore, questo sì. Basta andare indietro nei commenti, sotto a un video dove Marco ha commentato, che quelli i commenti comunque rimangono, quindi ci stanno ancora quelli della signora. Quindi si può andare sotto a un commento vecchio, andare sui tre puntini e aggiungere come, diciamo, aggiungerlo di nuovo. Quindi si può fare, questo lo so perché l'ha spiegato YouTube. Quindi io non so chi sia stato, non voglio saperlo perché non mi interessa, perché ripeto, non faccio più le live, quindi risolve il problema e buonanotte, quindi non voglio impazzire chi è stato, chi non è stato. Non lo so, è un battibecco tutte le sere. No, Antonio, allora sai che cos'è? Che io ti faccio un esempio, no? Tu vai nei commenti sotto a un video, ad esempio tu basta che vai sotto a un video vecchio, trovi i commenti di, che ne so, ti faccio un esempio della signora, qualcuno se vuole può abilitare di nuovo la signora, faccio un esempio, anche se l'ho bloccata io, eh. Quindi vi ricordate che molte volte io ho detto come mai questa entra in chat e aveva lo stesso, come si dice, lo stesso account? Perché io la mettevo in blocco e qualcuno la sbloccava, quindi non l'ho mai capito chi, però. Ecco perché poi a un certo punto ho fatto un po' di pulizia dei moderatori. Perché io bloccavo la signora e qualcuno la sbloccava. Perché quando vado a vedere le persone bloccate, io avevo bloccato quella lì, però qualcuno l'aveva sbloccata. Quindi non posso uscire pazzo chi blocca, chi sblocca. E stiamo sempre a fare l'arte dei pazzi qua. Quindi si può fare perché ho domandato, quindi sul mio canale lui non lo può leggere proprio, a meno che non va con un altro account, ma non è il caso di Marco perché Marco ieri ha scritto col suo account normale, quello suo. Quindi se ieri sera c'era un altro account stava bene, ma lui è entrato con l'account quello che io ho bloccato. Beh, non lo so, ma comunque fatto sta che qualcuno l'ha riuscito a rimuovere dai bloccati, quindi non so come abbia fatto, non ti ripeto, però sinceramente io evito di fare le dirette, così nessuno si offende, nessuno si bisticcia, nessuno è geloso che dice io ho la chiave e quello non ce l'ha, quello così, quello così e buonanotte, quindi non sciuniamo come dico io più di tante perché sinceramente non si può andare avanti, quello c'ha la chiave perché quello c'ha la chiave, quello mi ha salutato, quello non mi ha salutato, cioè è un casino veramente, non si può andare avanti tutte le sere a ripetere io voglio stare un'ora in santa pace e devo fare la guerra. Poi i messaggi che mi arrivano sul cellulare, quello dice no, io faccio il bravo, io faccio il bravo, io faccio così, io faccio così, ma non mi interessa, quindi una volta che sono state cancellate, buonanotte, non è che io mi metto a impazzire più di tanto, quindi è così. Cioè, se abbiamo fatto questa scelta, abbiamo fatto questa scelta e basta, quindi non è perché io voglio... Se no che fa? Torniamo tutti quanti al punto di partenza, facciamo finta di niente, si sono offesi tutti quanti e poi io sono il cattivo, semmai, no, non mi piace proprio. Quindi preferisco fare video normali
non avere più moderatori, così non ho bisogno di moderatori perché giustamente nessuno offende un altro, quindi nessuno può copiare un altro. E buonanotte, quindi nessuno può dire nulla. Quindi evito almeno di fare questo casino, ragazzi, almeno dal mio punto di vista. Eh no, Franci, non ce la faccio più, ti giuro mi sono esaurito sto viaggio, proprio veramente mi sono proprio morto, quindi non è che siamo 100, vabbè, sono 100 teste calde, dice vabbè Giuseppe, ma sono tutti un po' particolari, se siamo 15 tutti il casino, allora io, Incoronata, Avvocatella, tu, Eufrasia, Cristina, Marco, Marcella la siciliana e stavano altri due o tre che erano presenti, quindi massimo 15 ragazzi, non andiamo d'accordo 15 di noi. Ma 15 secondo me sono pure, secondo me saremo 10, 11, 12. Poi lascia stare. Sì, sì, grazie, frase. Lascia stare che siamo di più perché entrano i famosi guardoni come dicevamo noi per guardare, però in realtà gli amici di Serali siamo una decina alla fine, non siamo 100. E noi 10 di noi ci scorniamo come diciamo tra di noi, quindi quello ha salutato solo a Francesco, quello ha salutato solo a Nicola e questo non saluta, quello così, quello così. No, sinceramente non ce la faccio, voglio. Dite che volete voi, ma io già stiamo inguaiati che non stiamo lavorando come io, come tu, Francesco. Quindi noi già abbiamo tanti problemi già di nostro. Se mi devo mettere fuori a fare questo, sinceramente, proprio Francesco, no, mi mancherà. Vabbè, ma ci sentiamo al finale, non è che non ci sentiamo. Quindi non è che io scomparo al finale. Al finale ci saremo lo stesso, non è che cambia solo la live, però a parlare poi c'è il numero, quindi possiamo parlare. Vabbè, dai ragazzi, vi auguro buona continuazione, quindi ci vediamo su YouTube normalmente. Quindi ho tolto tutti i moderatori, quindi tutti quanti potete commentare normalmente sotto i video, quindi non è che io ho tolto le persone, ho tolto solamente i moderatori, quindi potete commentare tranquillamente sotto ogni video, quindi non cambia nulla. Fosse la Maronna, Franci. No, no, sto proprio nero, Franci, perché non. Cerco di far capire alle persone, ma non vogliono capire. Purtroppo ho cercato di far capire, però vedo che nessuno piglia, ammette che. Quindi nessuno ammette che ha sbagliato qualcuno, quindi tutti quanti vogliono dire io ho ragione. Ma figurati Simo, ci sentiamo sempre comunque, io risponderò sempre ai commenti lì, figurati. Quindi diciamo che poi non è detto che non faccio qualche live improvvisa, di certo questa qui era una live che io facevo le sere, quindi non è detto che io non farò più live, perlomeno non farò più quella della sera, quindi però è capace che ci troveremo in qualche altra live, quindi è capace, quindi non dirò mai più quando faccio la live, quindi sarà una live improvvisata, quando me la sento la faccio. Quindi non è che diciamo questo è un addio, no, è solo un arrivederci. Quindi è capace che dopo domani faccio una live, la faccio semmai al pomeriggio, quindi ci sentiremo sempre, quindi non è un problema. Ma quella della sera non la farò. Era una cosa tutte le sere, quindi è così, diciamo. Quindi diciamo che sinceramente, ragazzi. Sì, sì, ma figurati, sì, ma allora io non ho detto che non faccio più la live quella delle 21:30, quindi capiterà un giorno che mi verrà voglia di fare una live, io la faccio giusto per parlare con Francesco, con qualcun altro, quindi la faccio di sicuro, quindi io ho solamente tolto quella lì. Pietro, ti dico la verità, no, io ho fatto questa cosa dell'abbonamento, no, non lo so come si fa su YouTube e si fa
c'è una parte scritta abbonamento, quindi non lo so neanche io, penso un po', no? Però ho visto che ieri si sono fatti due abbonamenti su YouTube, quindi sono due persone che non so neanche il nome poi al finale, sono due persone estranee a noi, hanno fatto l'abbonamento di 4,99. Quindi, allora io ho detto così, poi col tempo può darsi che io riesco a fare, che ne so, 20, 30, 40, 50, 100 abbonamenti e io allora posso fare pure una live dedicata, in effetti che la live io la faccio solo per gli abbonati, capi? Quindi esce solo alle persone che hanno l'abbonamento, capisci che voglio dire? Come il cellulare a fine mese, ma... Quindi io ripeto, queste due persone, l'ho detto, non so chi siano la verità, eh. Quindi vi dico una bugia. Hanno fatto sto abbonamento da 4,99, quindi non so come si fa. Quindi loro sono andati sul sito, poi hanno fatto tutto loro. A me esce solo scritto questo si è fatto l'abbonamento, questo si è fatto, però se ti devo dire come si fa, non... Poi, che ne so, ci saranno le istruzioni, credo, non lo so, ti dico una bugia stesso io, perché è una cosa che mi ha messo YouTube, non l'ho fatta io, quindi YouTube ha fatto questi tre abbonamenti e in questi abbonamenti, quando io faccio un video, ci sta scritto pubblico o privato. Privato è solo per gli abbonati, quindi quando faccio la diretta, se metto pubblico la vedono tutti, se invece metto privato la vedono solo gli abbonati. Quindi questo è quello che ha messo YouTube ultimamente. Quindi mi aveva messo anche se volevo vendere degli oggetti, cosa che non ho fatto. Ho detto che vendo le patate. Quindi non ho fatto nulla di che al finale. Quindi ho fatto semplicemente. Ho messo, vabbè, mettimi sti abbonamenti, mi hanno fatto tutto loro, voglio dire io. Quindi non è che abbia fatto io qualche cosa, eh. Lo hanno fatto stesso loro, quindi non è che l'ho fatto io. Quindi è una cosa automatica, diciamo così, va? Vabbè, ragazzi, dai, io vi saluto, ci aggiorniamo come sempre, quindi ci sentiremo su YouTube normalmente, qualcuno mi sentirà su WhatsApp sicuramente e ci sentiamo, ragazzi, va bene? Buona serata a tutti, mi scuso con tutti, però ragazzi, a volte bisogna farle queste cose perché purtroppo, ripeto, 10 persone e non andavamo d'accordo, quindi non voglio dire la colpa è di quello, la colpa è di quello, di quell'altro, non do la colpa a nessuno, faccio sempre una cosa in generale e buonanotte, quindi non voglio dare la colpa a nessuno. Vabbè, ciao a tutti, ciao Fra, ciao Incoronati, ciao Eufrasia, ciao Grazia, ciao a tutti ragazzi, ciao Antonio, quindi ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo.